Allora, grazie Presidente, grazie a tutti. Cercherò di stare nei tempi, ovviamente, anche se dare il microfono a un fiorentino è una cosa estremamente pericolosa, però vi farò vedere, voi mi conoscete come una figura totalmente diversa dall'argomento di cui parlerò oggi. Cercherò di farvi capire quali sono le disavventure di questo vaso che io ho affrontato con una filosofia, qualcuno ci riconoscerà il maestro Manzi qui, con una filosofia così molto, dopo aver abbandonato, dopo essere andato in pensione, molto particolare. Non è mai troppo tardi e non mettiamo limiti alla provvidenza, in buona sostanza. Bene, mi consola molto che ci sia Francesca Ghedini qui perché mi correggerà e mi perdonerà soprattutto gli errori che farò. Questo è un panorama un po' della scenografia greca dall'VIII secolo, quando c'erano questi grossi vasi che erano dei segnacoli tombali, in buona sostanza. Poi c'è stato un periodo orientaleggiante, soprattutto a Corinto, e poi nel VI secolo è comparsa la tecnica delle figure nere. Questo è un vaso di Exechias, stupendo, meraviglioso, e noi il vaso di cui parliamo oggi si situa proprio in questo periodo. Poi dopo, più tardi, sono comparse le figure rosse. Questo è il vaso di Eufronio, che è rientrato fortunatamente dal Metropolitan, era stato piratato da Tombaroli e dopo una lunghissima lotta col Metropolitan Museum è rientrato in Italia al Museo di Cerveteri, e insieme al vaso François che vi presento oggi è uno dei vasi più belli, forse con il vaso François il più bello che ci è rimasto. Bene, parliamo un momento del vaso François. Io vi darò questa presentazione in due parti. Uno sul vaso François, appoggiandomi a Francesca per descriverlo, per farvelo vedere, farvi capire com'è fatto. Il vaso è a Firenze, attualmente il Museo Nazionale di Firenze è, diciamo, il fiore all'occhiello del museo. E poi dopo parlerò di quelle che sono state le disavventure, che sono state tante, fino a quella cruciale nel 1900, quando fu spaccato in una miriade di frammenti dal gesto folle di un custode del museo. È un cratere a figure nere che viene sicuramente dal Kerameikos di Atene e è databile al periodo fra il 560 e il 530. È stato firmato da un vasaio, Ergotimos, e da un pittore, Cleitias o Clizia, che hanno lavorato parecchio insieme, hanno firmato molti vasi, molti reperti insieme. È stato decorato con 6 registri pittorici, li vedremo meglio, qui li vediamo in sottofondo, di cui 2 sulla bocca, 3 sul corpo e 1 sull'echino del piede. È singolare questo vaso perché ha circa 270 figure, ma ha soprattutto 131 iscrizioni, comprese le firme degli autori su entrambi i lati. Per 2 volte li hanno firmati. È un grosso vaso, non è il più grande cratere che noi conosciamo, credo che sia il secondo per dimensioni, ma ha un diametro di 50 centimetri, ha una circonferenza massima di quasi 2 metri, pesa più di 20 kg e conterrebbe per i simposi fino a 80 litri di liquidi, di vino mescolato con acqua e con miele. Allora, il vaso François fu esportato in Etruria intorno al VI-V secolo a.C. C'era un commercio continuo con la Grecia di oggetti che venivano esportati perché c'era una grande passione in Etruria per questo tipo di ceramica, oppure venivano addirittura mandati di seconda mano, ed è possibile che questa sia la storia del vaso François, ma vedremo poi dopo il perché del seconda mano. Fu scoperto nel 1854-55 in 2 riprese, prima una serie di pezzi e poi un'altra serie, da Alessandro François, che era un archeologo dilettante fiorentino. In realtà lui faceva l'impiegato del Granduca Leopoldo II, in una tomba a Chiusi,
che era già stata violata, era stata spogliata di tutti gli oggetti preziosi. Lui riuscì a trovare soltanto un paio di perline d'oro, perché era quello che interessava ai tombaroli, ovviamente. E il vaso, che era fra l'altro di dimensioni molto grandi, la tomba era una tomba a più camere, era già stato spezzato dai tombaroli, che evidentemente non se lo volevano portare dietro, non sapevano che farsene. Era molto prima della sua scoperta da parte di François, e quindi fu trovato già in pezzi, prima disavventura di questo povero vaso. Però un frammento ulteriore spuntò 4 anni dopo la morte di François, è il cosiddetto frammento Strozzi. Perché frammento Strozzi? Perché c'era stata una trattativa fra il museo in cui il vaso scoperto da François era stato già restaurato con un tombarolo, o uno che comunque girava nel circuito degli amatori di queste cose. Spuntò fuori questo pezzo e tentò il tombarolo, o la persona che aveva incaricato, di venderlo al museo in cambio di un posto di computista. E c'è tutta una divertente corrispondenza fra il Ministero dell'Istruzione e il Museo di Firenze, in cui si dice non si può mercanteggiare su queste cose. Però pilatescamente il Ministero dice non si può mercanteggiare, però vedete di procurarvi questo pezzo. In realtà poi il pezzo fu venduto al Marchese Strozzi e il Marchese Strozzi lo donò al Granduca. E il pezzo, ormai il vaso era stato ricostruito, è stato fino al 1900 nella teca in cui c'era il vaso, e accanto c'era il frammento Strozzi. Ecco, il vaso ha subito almeno 2 rotture, forse immediatamente dopo la fabbricazione o poco dopo, e poi nel 1900 a seguito di un atto vandalico a opera del custode del museo. Ecco il vaso François. Una delle 2 facce del vaso François. Si sono scritte, Francesca, oceani, tonnellate di letteratura, si è scritta sull'iconografia del vaso, e non è quello su cui mi voglio addentrare, ve lo voglio solo descrivere. Questa è la faccia a detta di Achille, perché il personaggio centrale dell'iconografia è la figura di Achille. Sul bordo un primo registro mostra la caccia al cinghiale calidonio che infestava una regione greca. Poi sotto ci sono i giochi funebri che Achille tenne in onore di Patroclo, e poi qua c'è il registro più alto sulla spalla del vaso col corteo per le nozze di Peleo e di Teti, che gira su entrambe le facce. Lo rivedremo questo corteo quando giriamo il vaso successivamente. Poi c'è da parte di Achille un atto di hybris, di violenza terribile, che è l'uccisione di Troilo, e qua prima del piede ci sono degli animali fantastici, e qua giù lo stesso c'è una lotta fra gru e pigmei, tutti motivi riempitivi che non ci interessano particolarmente. La faccia B invece è la faccia che unanimemente viene dedicata a Teseo, perché Teseo, eroe ateniese per eccellenza, è dipinto qui sul labbro del vaso al suo arrivo o partenza da Creto. Questo lo discuteremo un minuto dopo. Poi si vede la guerra fra Lapiti e Centauri in questo registro subito prima della spalla, guerra fra Lapiti e Centauri, che era un topos incredibile della mitologia greca. Alle nozze di Pirito fu invitato Teseo, e i Centauri si ubriacarono, cominciarono a infastidire le donne e cercavano di violentarle, per cui si scatenò questa guerra fra i Centauri che combattevano con bastoni e pietre e i greci che difendevano le loro donne. Ecco di nuovo il corteo, vi ho detto, che gira per le nozze di Peleo e di Teti, e poi qui c'è il ritorno di Efesto all'Olimpo. E di nuovo animali fantastici, di nuovo questa guerra fra pigmei e gru. Bene, vediamo il vaso di lato, eccolo qua. Questa è la faccia diciamo di Teseo a sinistra, qui a destra c'è la faccia cosiddetta di Achille. Questi sono i manici, le anse e le volute del cratere, ecco quella
di sinistra o di destra, dipende come lo girate, ed ecco lo stesso, la faccia A di Achille e la faccia B di Teseo e l'altra ansa del vaso. Ora, eccole qua, questa è una delle due anse, la parte esterna, diciamo, e la parte interna che gira nella voluta, e voi vedete che ci sono praticamente due raffigurazioni diverse di uno stesso evento. Questo è il trasporto del cadavere di Achille da parte di Aiace, 1 e 2. Sopra c'è Artemide che fa la Potnia Theron, la signora degli animali, e la vedete qui con gli animali. Questa è un'iconografia classica greca, e qui ci sono due gorgoni molto simili ma in atteggiamento diverso, questa con le ali spiegate e questa con le ali raccolte. Sono splendide queste due anse. Vediamo rapidamente qualche figura, sono passati i primi 10 minuti. Sulla faccia A, nel primo registro, c'è la faccia al cinghiale calidonio. Voi vedete qui le iscrizioni, Meleagros. Vedete che addirittura Clizia ha dato i nomi anche ai cani e anche agli oggetti. Questo è il cane Ormenos, coraggioso, con dei nomi che dipingono il carattere di questi cani. Questo è il cinghiale calidonio e questi sono gli eroi che combattono contro il cinghiale calidonio. Subito sotto, nel secondo registro, ci sono giochi funebri in onore di Patroclo, ecco Diomede per esempio a cavallo di una biga. E sempre sulla faccia A, nel registro inferiore a quello che comprende il corteo degli dei, c'è l'atto di violenza da parte di Achille su Troilo, ed ecco il quarto registro, c'è Troilo, c'è addirittura Crene, una fonte, la fontana a cui lui è andato a raccogliere acqua, che viene denominata proprio singolarmente dal decoratore, dal ceramista. Bene, ecco la faccia B ora, quella di Teseo, quella più discussa e anche più facile, insomma, a discutere. La faccia B, voi vedete qui la nave con cui Teseo arriva o parte da Creta. Voi vedete che dalla nave scendono, comunque a destra della nave c'è una processione dei 12 giovani che venivano portati in sacrificio al Minotauro, ognuno col proprio nome riportato coscienziosamente dal pittore. E la forma della nave è quella tipica, classica delle navi di V-VI secolo in Grecia, una prua con una testa di delfino o di pesce in ogni caso e una coda a forma di cigno. Questa è una splendida Chylix di Exechias, un altro pittore del VI secolo. Ecco, vi dicevo, si è discusso molto se è l'arrivo di Teseo a Creta per avviarsi poi al recinto dove era custodito il Minotauro, o se è la partenza. Ci sono dati a favore e contro entrambe le versioni. Voi vedete qua un giovane che sembra scendere dalla nave, c'è questa figura enigmatica poi di uno che nuota, ma non è uno dei giovani che erano destinati a andare in pasto al Minotauro. Si è discusso molto anche di questa figura. Insomma, non si sa se questo riporta la partenza della nave, come sembra supporre il fatto che la nave è di poppa, scusate, non è di prua. C'è questo gesto che lo potete interpretare come la disperazione di un marinaio perché questi giovani vanno incontro alla morte, oppure lo possiamo interpretare che i giovani stanno facendo un guerranos di festa, una danza di festa, e allora qui lui alza le braccia dicendo oh meno male si sono salvati, e questa è parte della firma dei due autori, di Ergotimo e di Clizia. Questo è sempre la faccia di Teseo e c'è il ritorno di Efesto all'Olimpo, e io volevo richiamare la vostra attenzione su questa figura bellissima
che è Marte, Ares, che è accasciato e tristissimo. Perché? Perché in realtà il ritorno di Efesto all'Olimpo presupponeva che lui dovesse rinunciare alla propria compagna e che la compagna tornasse con Efesto e lui rimanesse da solo. Eccolo qua, tristissimo, accoccolato e pensoso. Va bene, basta ora con le immagini. Per ora non è stata una vita facile quella del vaso François, fin dall'inizio, perché era un vaso molto grande, un vaso pesantissimo, è un vaso enorme, e la cottura, la procedura di cottura è molto complessa e dovrebbe conferire al vaso alla figurazione del vaso un aspetto nero, lucido e brillante, e non è perfettamente riuscita. E questo lo sappiamo dalle analisi, nonostante il vaso abbia subito degli insulti e delle traversie molto grandi durante tutta la sua vita. L'interno del vaso, per esempio, non è nero, ma è rossastro, rosso carico. Probabilmente c'è stato un problema nelle fasi di riduzione, ossidazione, poi riossidazione del vaso. Nel forno evidentemente si è abbassata la temperatura, la tempistica non è stata ottimale e quindi alcune parti figurate non hanno quella brillantezza tipica delle figure del VI secolo. Forse per questo motivo il vaso fu esportato dalla Grecia all'Etruria come oggetto di seconda scelta, nell'ambito di quella enorme rete che greci, fenici tenevano in piedi per commerciare i loro prodotti. Continuano però le disavventure del vaso. Probabilmente il vaso ha subito una precocissima rottura in corrispondenza dell'impianto delle anse. Questo lo sappiamo perché ci sono dei fori che sono indicati qui, il discorso è molto complesso, in cui venivano forse passate delle corde per tenere su questo enorme peso del vaso. Fatto sta che nell'ambito di questi fori che attraversano il vaso sono state trovate tracce di piombo, di cilindretti di piombo che probabilmente erano state messe o per rinsaldare il vaso o per riattaccare le anse che avevano ceduto a un certo punto. È una storia complessa che è molto tecnica, che non vale la pena qui che approfondiamo, però le disavventure continuavano e la disavventura più grande è successa il 9 settembre del 1900 nella mattinata. Il vaso François fu spaccato, ecco qui una foto dell'Archivio Arinari, in 638 pezzi da un custode del Museo Archeologico di Firenze, tale Maglioni, Giuseppe Maglioni, che aveva avuto un momento di matto. Ed ecco qui di nuovo il vaso in pezzi nell'Archivio Arinari, ed ecco l'elenco dei frammenti. Voi vedete 638 frammenti più polvere, però in realtà i frammenti non erano 638, erano 639, perché nella confusione pazzesca del momento un anonimo, un ignoto, prese su un pezzo del vaso, come ricordo. E questo lo sappiamo perché dopo il frammento fu restituito. Il Maglioni nell'occasione aveva un temperino in mano, accoltellò il torace a un braccio il sovrintendente Scifoni, poi si dette alla fuga, tornò a casa e la polizia andò a riprenderlo che si stava ripulendo, questa è cronaca, i pantaloni sporchi di sangue del sovrintendente. Ora sono passati 20 minuti, se ci siamo. È ovvio che un evento del genere ebbe un eco incredibile non soltanto sulla nazione di Firenze per molti giorni con resoconti molto dettagliati, ma in tutta la stampa nazionale. Ecco un altro giornale fiorentino, il Fede Mosca, sulla Stampa, sul Messaggero, il Corriere Italiano, addirittura travalicò l'oceano, perché in ottobre un giornale in lingua italiana pubblicato in California riporta le notizie della rottura del vaso François. Fu uno scandalo, una tragedia. E chi era allora Giuseppe Maglioni? Ecco qui la parte più, originale.
Maglioni nasce a Castel Fiorentino, in una comunità cafiorina nel popolo di San Giuliano, e nasce nell'ottobre del 55 da Mariano Maglioni, che era maestro di musica, per cui non una persona particolarmente incolta, umile, e da Maria Beriguardi, che era di famiglia molto agiata, sicuramente. Andando a cercare negli archivi, in Archivio di Stato, ho trovato tutta la documentazione riguardo alla sua famiglia, il certificato di nascita, eccolo qua, Maglioni Fortunato Giuseppe, anzi Giuseppe Fortunato, era tenuto a battesimo da una marchesa di Genova, Lomellini, per cui non era una famiglia particolarmente umile, era una famiglia benestante e acculturata, evidentemente. E grazie probabilmente ai buoni uffici della famiglia fu assunto a Roma come custode al Ministero della Pubblica Istruzione nel 93 e poi si sposò nel 1888 con Maria Alaide o Adelaide Serafina Luci, questo è il cognome, una ragazza di famiglia molto modesta, il padre era falegname, e si trasferirono entrambi a residenza anagrafica in quella città. Non sappiamo molto degli studi di Giuseppe Maglioni, non sappiamo quasi nulla, direi, degli studi di Giuseppe Maglioni, ma abbiamo l'atto di matrimonio, per esempio. I testimoni erano un impiegato suo amico e un cuoco, per cui l'ambiente che lo circondava probabilmente era abbastanza modesto. Quello che sappiamo è che durante il soggiorno romano, intanto aveva avuto almeno una figlia, durante il soggiorno romano il Maglioni manifestava certe stranezze di carattere e nel 93 subì un breve ricovero, una ventina di giorni, poco più, nel manicomio della Lungara a Roma, per paranoia allucinatoria acuta alcolica. Bene, lo sappiamo però da una perizia psichiatrica che fu fatta dopo la rottura del vaso, nel 1901, perché lui non si ricordava nulla. La cosa divertente è che sembra che lui sia andato in via della Lungara da un frate per cavarsi un dente, e ha sbagliato porta, è entrato nel manicomio e lì l'hanno tenuto, insomma, per un mesetto, perché evidentemente avevano capito che non era particolarmente in asse. Bene, però pochi mesi dopo il Maglioni fu trasferito a Firenze, perché c'era bisogno di personale a Firenze, presso il Museo Archeologico, il 15 settembre del 97. E fu comandato lì, cosa che lo fece soffrire terribilmente, perché pur essendo di cultura toscana e di estrazione toscana, era vissuto per moltissimi anni a Roma, non si trovava bene con i colleghi custodi, si riteneva superiore perché a Roma vestiva la giubba, la giacca del custode ministeriale, mentre invece lì aveva degli abiti borghesi, e questo non l'ha mai sopportato, ne ha fatto un'ossessione di questa storia il povero Maglioni. Però è divertente quello che compare nel Messaggero qualche giorno dopo, una lettera di un assiduo lettore che dice, a proposito del dramma alle volte di Firenze, dice: signor direttore, si vorrebbe sapere chi è stato quel talento di funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione che destinava l'ex usciere Maglioni, che aveva fatto quei numeri e era finito il manicomio, al posto di custode del Museo Archeologico di Firenze, dove sono racchiusi tesori di arte e storia. Chi compenserà il povero direttore? Chi compenserà lo stato dei danni? Speriamo che l'onorevole Panzacchi e l'onorevole Gallo, che io non sono riuscito a rintracciare, ma che evidentemente erano in qualche maniera coinvolti in vicenda di questo trasferimento, vorranno aprire una severa inchiesta per scoprire chi fu la causa diretta del deplorevole fatto. Il giornale risponde: non possiamo che sottoscrivere le giuste osservazioni dell'assiduo lettore. E chiaramente insomma, i tempi cambiano, ma evidentemente la moveatur, qui neanche c'è il promoveatur, è sempre valido. Maglioni fu arrestato il 9 settembre stesso e lo portarono al carcere delle Murate a Firenze.
e ci rimase qualche mese, poi fu liberato e affrontò il processo a piede libero nel gennaio del 1901. Nel frattempo lo dispensarono dal servizio del museo e gli ridussero a metà il proprio stipendio, era 50 lire al mese, che era una cifra da fame, assolutamente. Ecco il processo di primo grado. Io ho trovato, sono sopravvissuti all'alluvione di Firenze il dispositivo della sentenza e il dibattimento è solo al museo perché è stato trasmesso in copia fiorentino. Il resto è stato tutto alluvionato nel 66 e nel processo di primo grado il Maglioni era difeso da un luminare del foro fiorentino, il senatore Rosadi, probabilmente per l'intervento della famiglia materna che era abbastanza potente, perché sto Rosadi patrocinava spesso pro bono degli imputati in condizioni economiche precarie. Questa è una lettera che non era un illetterato, scriveva correttamente, che dal carcere il Maglioni mandò al direttore del museo, il direttore era Milani. Vi ricordo quello che ho scoperto casualmente, il nonno di Don Lorenzo Milani, ad esempio. Era suo nipote. Bene, si erano scambiati dei messaggi. Il Milani era una persona molto umana e molto per bene e non si accanì mai contro l'uomo e lo difese dalle accuse pesantissime e dall'astio che nei verbali del processo mostrano sia il vice direttore Pellegrini sia lo Scifoni, che bene o male era stato acconstellato, ma che era stato riccamente rimborsato dei danni che aveva subito dal Ministero. Milani è una persona di grande spessore, amico di Furtwängler, l'archeologo, padre a sua volta di Wilhelm Furtwängler, il direttore dell'orchestra, e erano grandissimi amici, si erano scambiate cose, forse poi vi faccio vedere qualcosa. Comunque la sentenza di primo grado fu sfavorevole al Maglioni, l'infermità mentale non fu concessa, solo la semi-infermità, fu condannato a 1 anno e mezzo di carcere e una multa che non avrebbe mai potuto pagare di 1.500 lire, che era 2 anni di stipendio in pratica per lui. Ci fu il processo di appello, molto velocemente, voi vedete 1901, gennaio, aprile 1901, e finalmente la Corte riconobbe la completa infermità mentale del Maglioni. Ed ecco qui il dispositivo finale della Corte fiorentina. La Corte d'Appello fiorentina. Ecco, il problema è questo, qui finisce la storia di Maglioni e fra 3 minuti finisce il mio intervento. Che fine ha fatto Giuseppe Maglioni? Non lo sappiamo. È stato inghiottito dal nulla, dovette, e questo è l'ultimo documento che lo nomina, dimettersi dal ministero, andare in pensione anticipata, non so che cosa, non esiste nessun documento, io ho cercato in tutti i cimiteri fiorentini, ho provato a cercare all'anagrafe di Roma, lasciamo stare, insomma, ecco che cosa mi hanno detto, pure andavo lì presentato, ma insomma, vabbè, lasciamo stare, l'anagrafe di Roma, niente. E quindi non sappiamo che fine ha fatto Giuseppe Maglioni, se si è suicidato, se è andato a finire sotto un ponte con la famiglia, non sappiamo assolutamente, non sappiamo quando è morto, ho fatto il giro anche di tutti i cimiteri fiorentini, ad Impossibilia, Nemo Tenetur, e allora chiudiamo col restauro del vaso, ecco come era ridotto, ecco come è tornato oggi. Questo è uno scambio epistolare fra Furtwängler e il direttore del museo Milani, erano molto amici, e perché vi faccio vedere questo? Perché in questa lettera che ha aiutato a tradurre un collega che è qui presente, dove sei Bernard? Eccolo qua, è riuscito a decifrarla. Milani aveva chiesto gli originali, dei disegni che Karl Reinhold aveva fatto nel 1890 del vaso, e solo grazie a questi disegni, questa è una delle tavole a cui ho avuto accesso, è stato possibile ricostruire il vaso, altrimenti diventava un puzzle impossibile come la Cappella degli Ovetari qua a Padova.
Ed ecco la conclusione. Questo è il frammento Strozzi, quello di cui vi ho parlato, che era stato fino al 1901 nella teca accanto al vaso parzialmente ricostruito, è stato reintegrato durante il restauro del 1901 ed è sul lato B, vi farò vedere, è il corteo degli dei per le nostre Tetis e Peleu, e questi sono i nomi dei personaggi. Vi faccio vedere che qualche nome è scritto in senso inverso, cioè da destra verso sinistra. Ecco Doris, per esempio, Bustro Felico. Vabbè. L'altro frammento che era stato rubato, erano 639 vi ho detto, il 9 gennaio fu restituito anonimamente facendolo trovare in un vaso che era nel museo. È finito il coso, ma è finita anche la comunicazione. E questo era Teseo a Creta con dei personaggi, Euristene e Coronis sul primo registro. Qui sotto, sul secondo registro, un lapite, Hoplon, che sta colpendo, cercando di colpire un centauro. Ed ecco dove sono questi due frammenti. Eccoli qua, indicati alle frecce. Questo è morto? No, è risuscitato. Ecco il frammento rubato dall'anonimo, alcuni dicono uno storico dell'arte, dell'anonimo che si era pentito, visitatore del museo, ed ecco il frammento Strozzi. E queste sono tutte le rappezzature che il vaso ha subito nel tempo, l'ultima volta nel 1973. Ho sforato solo di 2 minuti, Presidente, ringraziamo Dio, e questa è la fine della storia. Grazie.